Benvenuti a questo seminario organizzato da Vega Formazione, Vega Engineering ed IESIL. Affrontiamo pertanto il tema ESG, che è un acronimo di cui adesso scopriremo il significato, come introdurre la misurazione della sostenibilità delle imprese, e affronteremo questo tema con due relatrici che ovviamente si occupano di questo argomento. Le novità legislative, magari qualcosa si potrà anticipare, che si stanno introducendo a livello europeo soprattutto. Cercheremo di capire che cos'è la sostenibilità, quali sono gli elementi, perché ne parliamo e anche perché le aziende sentono sempre di più la necessità di misurare la sostenibilità. Sostenibilità è un po' la capacità del nostro pianeta di sopportarci sotto tutti i punti di vista. Quindi le azioni che hanno un impatto sociale, ambientale e economico eseguite dalle aziende influiscono un po' sulla tenuta del pianeta, e di questo ormai anche il consumatore si è reso conto. Ecco perché la spinta sul mercato è così forte in questo momento. Ovviamente siamo in un momento completamente in divenire, sia per quanto riguarda il bilancio. Infatti le novità che Laura menzionava sulla CSRD è solo una delle tante novità che ormai sentiamo quasi settimanalmente su direttive europee, piuttosto che nuove certificazioni, nuovi strumenti, cioè tutto ciò che vediamo attualmente è un processo, e quindi tendenzialmente c'è questa spinta da parte di tutti i settori, quindi regolatore, ma anche aziende, ma anche mondo finanziario, per avanzare a capire sia ciò che è più sostenibile di qualche altra sostituzione o qualche altro modus operandi, sia anche una maniera di comparare le varie situazioni tra sé e capire appunto quali sono i benchmark, quali sono gli obiettivi concreti, eccetera. Ma chi è in questo momento tenuto, obbligato a fare la rendicontazione? Questa è una domanda che vedo ovviamente interessa tutti i presenti, per dire ma su chi ricade questo? È un obbligo, tra l'altro, se non lo faccio cosa succede? Ringrazio le nostre relatrici, ringrazio tutti quelli che ci stanno seguendo e ci rivediamo ad aprile su questo tema della sostenibilità che, come penso abbiate colto, ci sta molto a cuore.